Buonasera a tutti ragazzi, ancora aggiornamenti sulla scossa di terremoti in Albania, quindi diciamo che è aumentata un pochino diciamo, la stima, in effetti adesso ci sono 20 persone morte ed oltre 650 feriti, quindi questo è aggiornato ragazzi alle 19:26 minuti, quindi adesso, quindi ho aspettato un pochino per fare questa diretta proprio per vedere diciamo più quello che si poteva sapere perché anche è difficile trovare notizie. Quindi alle 19:26 di questa sera risultano 20 morti ed oltre 650 feriti. Quindi ci stanno ancora un sacco di decine di vittime ancora tra le macerie. Ciao Avvocatello, quindi non finirà neanche qui, quindi stanno ancora scavando, quindi ciao Jasmine, ciao Avvocatella. Quindi penso che è destinato a salire il bilancio delle vittime e diciamo, delle persone ferite. Ciao Livia, è grave? Eh sì, diciamo 20 morti, 650 feriti. Diciamo che col passare delle ore sta aumentando man mano, diciamo, il numero delle vittime, il numero dei feriti e ci sta ancora un sacco da scavare perché sono crollati molti edifici. In effetti io ho chiamato un amico in Albania che abita a Tirana, quindi mi ha detto che proprio è un casino. Ciao Aristocat, quindi è stato proprio, dice, abballato di brutto. Fortunatamente questi sono due amici miei che facevano le fiere e stanno in Albania. Il meteo domani no, avvocate, te l'ho fatto il meteo stamattina. Se vedi domani in Friuli Venezia Giulia è maltempo, quindi l'ho fatto stamattina, se hai visto. Pure hai commentato pure, mi pare, con tutte le faccine, quindi sì, no, il meteo per l'Albania, non te lo so dire, guarda, ti dico una bugia, però posso farlo subito. Allora, andiamo a vedere. Allora, voglio vedere un attimo le scosse che adesso mi dice. Quindi andiamo a vedere. Albania, quindi stanno continuando. In effetti l'ultima scossa è 15,58 di magnitudo 3,5. L'ultima scossa, poi non ce ne sono più. Poi stanno tutti nel mare Adriatico, quindi anche questo mi preoccupa un pochino, guarda. In effetti, sai perché? In effetti tutti quanti. No, ragazzi, il fatto più preoccupante, ragazzi, che non vi ho detto proprio perché a volte voglio evitare, diciamo, di fare allarmismi. Samuele, ci sta una cosa insolita, a parte il terremoto, non sta continuando ancora, diciamo, l'ultima scossa è delle 15 Albania, 15,58. Però la cosa che più mi sta preoccupando, ragazzi, è che ci sono un sacco di scosse nel mare Adriatico. Ma vi giuro, ragazzi, un casino, eh. Vi posso allora, l'ultima 17:09. No, no, proprio nel mare Adriatico, capisci? Proprio da Tirana e Albania, proprio, capisci? In mezzo proprio all'Adriatico. Quindi ce ne stanno proprio un sacco, 10 km, 10 km. Sì, sì, l'ho vista, Umberto. Quindi diciamo che sta proprio d'Adriatico ci sta un casino. Magnitudo 4, magnitudo 4,7, cioè nel mare proprio, capisci? Magnitudo 3,3, magnitudo 3,5, 3,5, 3,0. C'è proprio un casino, ragazzi, in mare aperto. Sì, sì, proprio nel mare, capite? Proprio nell'Adriatico. Perché in effetti porta Adriatico SEA, perché questo è quello là, è SMC americano. Vado a leggere, dice 46 km nord-ovest da Tirana, Albania. Sì, Samuele, ci può stare perché ci stanno un sacco di scosse. Cioè, vai a vedere sulle EMSC, quello americano, e ti rendi conto che esce scritto Adriatic Sea, mare Adriatico, ok. Poi vai a vedere 46 km nord-ovest of Tirana, cioè vicino Tirana, Albania. E poi ti dà la coordinata. Profondità 10 km, Adriatic Sea, cioè il mare Adriatico. Ma ce ne stanno, proprio, te le posso elencare, guarda allora. Da stamattina ti dico io quando ce ne stanno, proprio per sfizio, oramai stiamo già in diretta, e va 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, stiamo a 24, aspettate, stiamo alla mezza, 24 ragazzi. Quindi da stamattina, dopo la mezzanotte, fino adesso 24 scosse nel mare aperto in Adriatico. Quindi pensate 24 scosse, ragazzi, e tutte quante addirittura 3.1, 4.4, qua si fa, diciamo, sì, sì, lo so, però sai che cos'è? Io già avevo letto che avevano paura di uno tsunami sulle coste della Puglia, dell'Abruzzo, delle Marche, il lato Adriatico. Adesso ho capito perché hanno... Allora, io sto attualmente sto su MSSC, quindi vai sul Google, scrivi EMSC, la prima sopra, allora sta scritto Used, Felt and Earthquake. Premi lì e ti escono tutte le liste dei terremoti. Questo è aggiornato in tempo reale perché se vai sull'INGV non trovi quasi, non è aggiornato come questo. Vai lì e ti fai vedere le ultime 24 ore e trovi proprio come ti ho detto io, l'ultima scossa che ha fatto nell'Adriatico è stata 1 ora e 12 minuti fa, è stata di 4.7 a 5 km di profondità, quindi ragazzi qua si arriva a 6,5 con 5 km di profondità, lo fa lo tsunami. Quindi colpisce le coste dell'Albania e le coste dell'Italia, cioè il mare Adriatico, questo è quello che voglio dire io. Perciò io stamattina giravo sui siti per vedere questo fatto dell'evento qua, in americano, in inglese, in francese, e ho notato che parecchi parlavano di tsunami, tsunami, tsunami. Però io mi sono chiesto, ma scusami una cosa, se un terremoto è venuto a Durazzo, che è vero che sta vicino al mare e tutto, però che c'entra sto tsunami? Secondo me questo è il problema, perché ci sono troppe scosse in Adriatico, quindi nel mare. Quindi forse si riferivano a questo, perché non parlava specifico. Ciao Marco. Quindi diciamo che secondo me questa è la loro paura. Troppe scosse ci sono nell'Adriatico e quindi hanno paura che possa... Sì, sì, lo sto leggendo, Clara, sì, sì. Te l'ho detto dove lo sto leggendo, sto proprio sulle MSC, proprio quello americano. Sì, vabbè, Susanna, d'accordo che ci sono, però qua si parla di scosse superiori alla 4, quindi è vero che ci sono tutti i giorni scosse e tutto, però è pure vero che adesso nel mare Adriatico c'è sta proprio una sequenza, cioè da stamattina dalla mezzanotte in poi 24 scosse, non è che diciamo è una, possiamo dire, è una scia proprio. Quindi è un conto quando ci sta una scossa qua, una scossa che ne so in Grecia, una scossa qua, allora è come dici tu, è normalissimo, ma qua si parla di 24 scosse in una sola parte, la stessa parte. Diciamo, un po' non lo vedo tanto tranquillo, anche perché ti ho detto che stamattina, ciao Carolina, leggevo il fatto di sto tsunami, tsunami, però non capivo il perché. Dico, se sta un terremoto in terraferma, perché fa lo tsunami? E io ho pensato forse tutte queste scosse. Ciao Susanna, buonasera. Quindi secondo me è questa la paura che hanno loro. Quindi diciamo che è così sicuramente. Quindi poi si temono ancora altre vittime, purtroppo ci stanno un sacco di palazzi che sono caduti, il sisma è stato a Puglia, Basilicata, Campania, adesso è scritto un'altra cosa, ma 41 persone sono state tratte in salvo dalle macerie, da alcuni palazzi e abitazioni crollate, vedi, qualche cosa di buono pure ci esce. Addirittura si scava anche a mani nudi per cercare di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate. Pensate un poco come stanno là. Diciamo che anche dall'Italia sono partite un sacco di persone,
diciamo, per aiutare la popolazione. Pensate che la difesa albanese ha detto che si sono registrate nella zona oltre 100 scosse di assestamento. Pensate un poco, qua si parla di 100 scosse di assestamento. Io ho guardato solo le magnitudo grandi, ragazzi. Se guardavo pure quelle là piccole, facevamo notte. Sì, 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 ma io ce l'ho qua davanti, quell'MSC, sì. In effetti è così. Cioè, 100 scosse di assestamento. No, no, allora qualcuno qua l'ha sentito, io no, Samuele, la verità. Però qualcuno qua dove abito io me l'ha detto, ma l'ha sentito il terremoto stanotte. E io no, non l'ho visto, no, ho visto questa notizia, però non so dirti se l'hanno riuscito a liberare oppure no. Altre due vittime sono un uomo e un bambino trovato nel villaggio di Tumana, a una ventina di chilometri da Tirana, quindi non lo so. Quindi voglio provare a chiamare un mio amico, faccio proprio una diretta proprio. Voglio vedere se mi risponde Rubik. Voglio vedere se riesco a parlare con lui. Lui sta a Tirana, ragazzi. Quindi voglio vedere se riesco proprio a trovarlo proprio per vedere come sta. Lo faccio sentire in diretta. Allora, Rubik. Eh, diciamo che è un casino, ragazzi. Comunque, davvero non si capisce più nulla. Robin Prodal, eccolo qua. Voglio vedere come sta. Voglio vedere se sta lì o se sta a Torino, perché non mi ricordo. Lui stava. Oh, Robby! Robby! Mi senti? Tutto a posto, né? Robby! Oh, ma tutto a posto da te? Lo so, il terremoto, mo ti stavo chiamando, quindi tutto a posto a te e la tua famiglia? Ma è successo un casino proprio lì. No, ma io da stamattina ho detto, mo devo chiamare a Robin, mo lo chiamo, mo lo chiamo. E mo ho detto, mo lo chiamo un attimo e vedo la situazione come sta, perché mi ricordo che sei tornato in Albania, ma stai ancora là o stai a Torino tu? Ah, stai a Torino, ma la famiglia è tutta a posto? Ma mamma, papà stanno tutti bene, sì? Meno male, ah. Ma tuo fratello sta a Tirano oppure sta qui? Ah, pure sta a Torino? Ma state lavorando un'altra volta? Da Francesco, non sei andato più, no? Dove state mo a lavorare? Ah, un'agenzia di scommesse. Io ho visto le foto su Facebook, ho detto bei tempi, ti ricordi? La mortadella, ti ricordi? Ti ricordi in Francia? Oh, quando siamo stati in Francia? A Marsiglia, ma mai più ci dicete a Francesco. A tutte parti, ma a Marsiglia no. No, no, un casino proprio, ti ricordi?
No, no, ho avuto problemi col passaporto, no, mi hanno bloccato per una cosa vecchia del bar, poi l'ho sbloccato, però già erano partiti per la Finlandia loro. No, sì. E che fai adesso? Adesso mo sto a casa, sto facendo su YouTube, sto diciamo un po' lavorando, sempre quella cosa di YouTube e poi vedo che devo fare a finale. Forse parto per la Finlandia a maggio. No, a parte a maggio sì, ma anche lì si faceva una vita di merda, perché... Lo so, però sono sempre 80 euro al giorno, vitto e alloggi pagati, Robin. Vabbè, Finlandia vabbè, perché... Sì, sì, perché lì è tutto pagato, quindi a Torino non ci vado per quel fatto là, però io fuori sì, perché vitto e alloggi è pagato, capì? È buono, perché mica se Sì, ci e vai tu fai 6 mesi poi. sul furgone 6 mesi, Eh. vaffanculo. No, mi fa piacere. Io pensavo che stava a Tirana, perciò ti ho chiamato, capito? Ho detto fammi vedere perché sta proprio un casino lì a Durazzo, Tirana. Ho detto fammi vedere come sta. No, no, Tu io stai a Torino allora sto mo? andando a trovare i miei. Sì, sì, sempre sono stato a Vabbè, ma Torino. tua mamma, i tuoi parenti stanno tutti bene? Sì, hai chiamato? Sì, sì, stanno bene, ma tanto quando devi stare lì a Torino, chiamami così prendiamo un caffè, no? Allora, mo che salgo a Torino prendiamo un caffè senza problemi, ti vengo a trovare perché diciamo che devo salire con Enzo che porta a fare la visita al figlio e passo da te, va bene? Bravissimo, Beppe, rimaniamo Vabbè, così. allora un saluto a tutti, salutami a tuo fratello e mi fa piacere che state bene, ah. Grazie, grazie. Ok, buona serata, ciao. Grazie, grazie a te, ciao, ciao. No, ragazzi, questo è un mio amico che sta a Tirana, però fortunatamente si trovava a Torino stasera. Quindi diciamo che ho fatto una diretta con un amico che ha i genitori a Tirana e fortunatamente diciamo stanno tutti bene, ragazzi. Quindi anche il fratello fortunatamente stava a Torino perché sono ritornati dall'Albania. Quindi diciamo che è successo davvero brava, avvocate, mentre stavo sì, sì, questi due amici miei sono proprio albanesi, uno sono tutti e due di Tirana, e diciamo, sì, l'ho fatto in diretta proprio per farvi vedere che ho chiamato, io pensavo che stavano lì perché loro, tutti e due fratelli, sono albanesi, avevano lavorato con me, diciamo, nelle fiere, poi hanno cambiato, erano tornati nel loro paese d'origine in Albania, adesso stanno un'altra volta a Torino. Difatti hanno detto quando passi di qua ci prendiamo un caffè, una cosa. Ho detto vabbè, quando sto a Torino, quindi quando sto a Torino mi vado a pigliare il caffè, quindi al finale abbiamo lavorato. Avete sentito come ha detto, a Marsiglia mai più. Anche lui di Parigi è proprio negato. Le due fiere più brutte sono state proprio Parigi e Marsiglia, proprio brutte. Nessuno spendeva nulla, siamo scappati e lui. Però fortunatamente, diciamo, la sua famiglia, diciamo, sta bene, quindi a Tirana, perlomeno la capitale, stanno bene. Quindi ragazzi, perlomeno, diciamo che le vittime, come ho detto, sono passate a 20, quindi diciamo che è destinata a salire perché ci stanno un sacco di macerie che devono essere, diciamo, tolte. Quindi Avvocatella mi aveva detto il meteo. Adesso guardiamo un attimo il meteo che tempo fa a Durazzo e Tirana. Meteo Tirana. Voglio vedere. Meno male che è sereno, Avvocatè. Oggi e domani però, dopodomani piove, quindi si devono muovere. Quindi te lo dico proprio, sono andato a vedere. Martedì e mercoledì. No, no, martedì e mercoledì c'è, oggi e domani è bel tempo, giovedì, venerdì e sabato piove, quindi devono sbrigarsi perché giovedì arriva il maltempo, quindi hanno tempo stanotte e domani per cercare di trovare più persone possibili, perché giovedì la probabilità di pioggia è altissima, 90%, quindi pioverà. Quindi immagina nella pioggia ha trovato a togliere le macerie, quindi meno male che sono partiti anche tante persone dall'Italia che diciamo no, a nevicare no, però la pioggia è sicura perché porta 90%. No, il fatto di ragazzi, diciamo,
in Albania, il terremoto che è successo, è salito a 20 il numero delle vittime, oltre 650, diciamo, i feriti. Poi ci stanno un sacco di dispersi che stanno sotto le macerie, però non sappiamo se sono vivi o sono morti, quindi stanno scavando addirittura con le mani proprio per andare più veloce. Quindi diciamo che è un casino proprio, ragazzi. Ho chiamato in diretta adesso un mio amico che è a Tirana, fortunatamente lui stava a Torino invece, perché è ritornato, però ha detto che la sua famiglia a Tirana stanno tutti bene, quindi al finale sono due amici albanesi che lavorano a nord. Sì, sì, 6,5 con 10, diciamo, chilometri di profondità. Una vera bomba, Alessandro. Proprio l'ha fatta pesante proprio. Quindi si è sentita perfino in Puglia e in Basilicata. Sì, sicuramente, a Folla sono cadute due alberghi, perché io adesso ho controllato poco fa, sono due hotel, che sono, io pure io stamattina ho letto uno, invece sono due hotel che sono caduti, sono crollati proprio. Quindi diciamo che pure a Trieste hanno sentito, sì, ma è stato sentito pure in Grecia addirittura, pensa un po'. Perciò ho detto il fatto dello tsunami, che è pericoloso per il fatto che in questo mare Adriatico ci stanno proprio troppe scosse. Cioè, io ne ho contate 24 ragazzi, solo quelle là più grandi, perché se volevo contare quelle più piccole facevamo notte. Cioè, riprendo dalla magnitudo più grande in poi, non vado a vedere le piccoline. Quindi quelle grandi, diciamo, sono 24, cioè da 3,8, 4,1. Invece se vado a vedere pure quelle di 1 e di 2, facciamo notte, quindi ho messo da 3 in poi e ce ne stanno 24 da 3 a 4,8 nel mare Adriatico. Poi immaginate se andiamo a controllare pure quelle là inferiori, 1 grado, 2 gradi, 1 grado e mezzo, diciamo. Diciamo un casino davvero. Pure qua a Salerno molti l'hanno sentito, ma io non ho sentito nulla davvero, quindi poi dipende. Molti dicono di averlo sentito, pure a Napoli parecchi si pensavano addirittura che erano i campi Flegrei, pensate un poco. Qualcuno ha pensato ai famosi campi Flegrei e ha detto eccolo qui. Quindi pensate un poco, avranno pensato qua. Ma l'ho messa la ricetta, possibile che non ci trova. Ma devo controllare, guarda, io l'ho messa. Tu hai detto prima che ci stava, non lo so. Good morning, Ungle. Aurora Ferguson, non mi provo un'altra volta, Aurora. Può darsi pure che l'ho messa sotto un'altra parte. Aurora Ferguson, dopo controllo e se è stata da un'altra parte, l'hai trovata? Perché io l'ho messa, guarda. Perché non l'ho. Io incominciai 500 grammi di farina, quella lì, eh. Sì, sì, tutto a posto, sì, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Sì, sotto il video delle zeppole, Vella sta sicuramente al 100%, anche se non l'ho messo sotto il tuo commento, ci sta. Quindi vai nel video delle zeppole, sotto un commento di uno. Vabbè, dopo vado a controllare un attimo, dai. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi per un altro aggiornamento. Lo facciamo verso le 9:30, così vediamo un po' fra 2 ore che è successo. Ma non lo so, adesso vado a controllare un momento proprio adesso, proprio per sfizio, perché l'ho messa, quindi l'ho vista che l'ho pubblicata, capisci? Però voglio andare, Aurora Ferguson, quindi vado sotto al video quello là. Ciao ragazzi, ciao Samuele, ciao Alessandro, ciao a tutti, ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ci sentiamo dopo, dai. Voglio andare un attimo a vedere sta ricetta dove sta qua.